Questo sarà ricordato negli annali come il periodo più nero sul fronte occupazionale, con la disoccupazione che cresce e con la ricerca di un lavoro che appare sempre più un'impresa irraggiungibile. In questo scenario le cooperative sociali lanciano la loro sfida offrendo opportunità lavorative anche a chi è in difficoltà. È il caso della cooperativa sociale Eureka, che gestisce il lavaggio della biancheria degli ospiti delle case di riposo, complessivamente per 12.000 posti letto. Dei suoi 150 soci lavorativi, il 35% presenta disabilità fisiche o psichiche o ha avuto problemi di dipendenze. Noi abbiamo riportato al centro questa cosa qua. L'impresa è di chi ci lavora dentro ed è da lì che insomma in qualche modo abbiamo avuto proprio dai nostri soci il ritorno molto forte di credersi veramente in quello che stiamo facendo. Inclusione sociale, dunque, ma anche la possibilità di dare nuove opportunità a chi ha perso il lavoro. Un traguardo che il consorzio in concerto, che riunisce 22 cooperative sociali per un totale di 1.500 posti di lavoro, cerca di raggiungere quotidianamente, consapevole però delle responsabilità che questo comporta. Però siamo anche coscienti di essere la più grande azienda occupazionale, non di fatturati, ma questo rappresenta anche per noi una forte responsabilità sociale, perché mettere in difficoltà la rete delle imprese vuol dire mettere in difficoltà la città.